Cos'è la Confederazione dei Territori Veneti? La Confederazione dei Territori Veneti nasce come idea per fare il nostro Stato e per traghettare tutto il popolo veneto, compreso Brescia e Bergamo, verso la vera indipendenza e la vera sovranità. Siamo già presenti in tutti i 21 territori con volontari che si adoperano dando il loro tempo e le loro risorse per fare il nostro Stato e per cercare di fare conoscere e partecipare più persone possibili alla sua realizzazione. Informatevi sui responsabili del nostro territorio, che non sono altro che gente come voi che ha scelto di dare una mano gratuitamente all'idea di fare lo Stato, il nostro Stato, togliendo tempo alle proprie famiglie dai propri hobby per cercare di dare un futuro a tutti noi. Alla nostra iniziativa si sono già uniti, oltre a tanta gente comune, anche ben 13 gruppi storici indipendentisti del Veneto e non solo, che hanno compreso che solo con l'unione si può ottenere la sovranità e l'indipendenza. Questo famoso detto che oramai è abusato e che deve diventare realtà: il popolo è veramente sovrano. Abbiamo creato dei gruppi in quasi tutti i territori e comunità che sono le città del Veneto, Brescia e Bergamo comprese, e che si ritrovano in luoghi da stabilire di volta in volta e a scadenze programmate per conoscersi, per discutere la nuova Costituzione e per conoscere il nostro percorso per fare il nostro Stato. Abbiamo già preparato 21 Costituzioni tipo per ogni territorio, che potete trovare nel nostro sito internet in PDF e che vi chiedo a tutti di scaricare, stamparla e leggerla attentamente. Costituzioni che dovranno essere discusse e modificate in base agli ideali, abitudini e valori del proprio territorio, per poi in ultimo essere votate da tutto il popolo veneto, nessuno escluso. Costituzioni che all'interno delle quali abbiamo inserito i principi più importanti sui quali tutte le leggi dovranno attenersi e che sono la poliarchia, che è la distribuzione del potere al popolo e non ai partiti come è stato fino adesso, l'identità, che è la garanzia che vogliamo avere per tutte le differenze umane, ed in ultimo, ma molto significativo ed importante, l'antropocentrismo, quindi l'essere umano ed i suoi valori al centro di tutto. Abbiamo anche aperto e creato 21 chat Telegram per ogni territorio. Telegram, che è un nuovo programma di chat che potete tranquillamente scaricare come app sul vostro cellulare, molto simile ma più riservato e più valido di WhatsApp, per tenersi in contatto e rimanere informati sulle riunioni e sugli avanzamenti dei lavori nel nostro percorso di libertà. Vi chiedo quindi di entrare nella chat del vostro territorio per unirsi a tutti coloro che ce l'hanno già fatto. Se non sapete dove trovare il link della chat, è sufficiente entrare nel nostro sito internet e andare nella pagina predisposta. Disponiamo, per i più tecnologici, come si può dire, di un canale video YouTube informativo, dove a scadenze regolari carichiamo video con spiegazioni ed aggiornamenti sul nostro progetto, proprio come questo video che state vedendo ora. Iscrivetevi quindi e condividete il nostro canale YouTube, che si chiama CTV Informa, per vedere e ricevere tutti i nostri video caricati e quelli che faremo costantemente più avanti. Oltre a questo, naturalmente, abbiamo una pagina Facebook ed una Instagram della Confederazione dei Territori Veneti, dove oltre ai post di informazione caricheremo le locandine degli incontri che ogni territorio organizza con i propri aderenti per aggiornare sull'andamento dei lavori e le presentazioni del nostro progetto, e che vi chiediamo non solo di guardarli spesso, i nostri social, ma soprattutto di condividerli da tutte le parti, per farli conoscere a quanti più veneti vogliono l'indipendenza e la libertà vera, e capire come fare il nostro Stato indipendente, e non questa autonomia farlocca che il mondo dei partiti continuano a promettere, illudendoci e prendendoci in giro in continuazione. È giusto dire che per fare il nostro Stato e per realizzarlo abbiamo già studiato e realizzato sulla carta un progetto concreto, reale, fattibile, legale, ma soprattutto pacifico. Non serve quindi protestare o andare in piazza o altro, basta solo volerlo fare e condividerlo, e al momento giusto, quando saremo pronti, votarlo tutti insieme. Quindi tutto è già pronto, non puoi mancare. Cerchiamo per questo di essere sempre presenti in tutti i modi per far conoscere a più gente possibile il nostro percorso di fare lo Stato. Questo vi chiediamo, non solo di partecipare attivamente se potete, ma se non ci riuscite almeno di divulgare al massimo la nostra idea di Stato, il nostro Stato, parlandone con tutti i vostri amici, colleghi, conoscenzi, a chiunque avete la possibilità di farlo. Ogni giorno aumentiamo le persone che vogliono partecipare per darci una mano in base alle proprie attitudini, tempo e disponibilità. Fai anche tu una scelta di campo e vieni a partecipare con noi. Se non avete disponibilità di tempo perché siete presi dal lavoro, credete di non essere in grado o altro, è possibile partecipare ed aiutarci anche dando un piccolo contributo.
facendo quindi una donazione, non importa quanto sia, tutto può servire per accelerare il nostro percorso di cambiamento epocale. E questo contributo lo potrete fare tramite il nostro link donazioni, che lo trovate in ogni pagina del nostro sito internet, oppure tramite bonifico bancario, richiedendo i dati tramite mail o Telegram, o chiedendolo ai nostri responsabili di territorio. C'è un'altra possibilità importante di far sapere che siete con noi e che volete anche voi cambiare questo stato di cose, ed è quello di iscriversi, lasciando dei semplici dati come il nome, il cognome, l'indirizzo ed un numero di telefono tramite il nostro link del sito internet che trovate sotto questo video, oppure nel nostro sito, appunto, cliccando sulla pagina Aderisci. Avete già capito tutti che non possiamo più aspettare, non c'è più tempo da perdere. Il sistema dei partiti oramai ci ha preso in giro per troppo tempo. È giunta l'ora di farci il nostro Stato. E vorrei ribadire che a noi non interessa andare contro a nessuno. Noi vogliamo solo vivere nel nostro di Stato e non vogliamo separarci da nessuno. Non vogliamo fare alcuna secessione, vogliamo solo crescere con i nostri figli e vivere serenamente nel nostro Stato, uno Stato fatto da noi, dove vivere e socializzare diventerà l'invidia di tutti i paesi. Non è un sogno, non è un'utopia, ma una realtà che si sta concretizzando sempre di più e per fare il possibile dobbiamo solo, e mi ripeto, partecipare e condividere tutti. E quelli che credono che noi siamo e sembriamo una costola o similare della Lega o quant'altro partito si sbagliano di grosso. Noi non siamo e non vogliamo essere un partito e nemmeno un movimento di nessun genere. Noi nasciamo solo per traghettare ed aiutare in maniera del tutto volontaria e gratuita tutto il popolo veneto alla costruzione del nostro Stato, per poi darlo in mano definitivamente non a qualche partito o segreteria di partito, ma bensì esclusivamente al popolo sovrano che deciderà collegialmente della propria vita e del proprio futuro. Voi vi chiederete aiutare in maniera gratuita? Sì, gratuita, perché ognuno di noi si presta gratuitamente con il proprio tempo, i propri mezzi economici e le proprie qualità per aiutarvi ed aiutarci a cambiare questo stato di cose oramai insopportabile. Io per primo. Non aspettate allora e partecipate al progetto che cambierà il futuro di tutti noi, come non è mai successo prima e che tutti, vedrete, ci invidieranno. Facciamo lo Stato, facciamo il nostro Stato. Ci vediamo al prossimo video.